Una carenza molto importante di accesso alle cure non per quanto riguarda i primi accessi ma anche per le visite di controllo, quindi per malattie croniche o tumori di cui il cittadino ha bisogno di essere controllato di periodo in periodo. Quindi ecco, l'attività degli sportelli veramente da apprezzare, da supervalutare, perché di fatto assistono nei ricorsi le persone che non ottengono nei tempi previsti dai medici l'impegnativa e quindi la prestazione, e con questo ricorso riusciamo per il 75% ad ottenerlo. Dobbiamo lavorare perché tutto deve diventare ottenibile nei tempi. Questo Dunque la per la richiesta alla sanità. Regione qual è in sostanza? Di investire molto di più. Noi non possiamo pensare in questo momento a cos'è appropriato, cosa non è appropriato. Noi dobbiamo assolutamente rispondere ai cittadini che vogliono la visita. 2 anni di attesa per una catarata non è più accettabile e nemmeno tollerabile. 3.000 euro per pagarsela il cittadino non ce la fa con i redditi che abbiamo, quindi dobbiamo assolutamente intervenire e velocemente. I dati che sono stati mostrati oggi da Covevsap fanno capire che i cittadini veneti stanno in lista d'attesa per avere una prestazione nel pubblico per troppo tempo e questa cosa va risolta e va risolta subito. Abbiamo presentato una mozione proprio appunto come AVS in Consiglio regionale per chiedere che finalmente si monitorino e nel modo corretto tutte le prestazioni sanitarie, perché altrimenti i dati che ci vengono dati anche dalla Regione che dicono che i tempi d'attesa ormai si stanno riducendo non sono veri. Basta chiedere a qualsiasi cittadino che ci ascolta anche da casa per capire che i tempi di attesa sono troppo lunghi.